Pierfrancesco Munari, sindaco di Cavarzere, ci troviamo qua sulla costa per parlare di pesca. Sì, buongiorno direttore. Sì, in realtà molti si chiederanno cosa c'entra Cavarzere con la pesca, non avendo l'affaccio diretto sul mare. In realtà può essere una grandissima opportunità visto l'indotto che la pesca richiama. Si parla di 1 miliardo di euro tra lavorazioni e quant'altro, e quindi noi dobbiamo essere presenti per cercare di recepire qualsiasi tipo di investimento che possa ricadere sul nostro territorio. A maggior ragione perché non dobbiamo chiuderci e guardare solo sotto l'ombra dei nostri campanili, ma dobbiamo aprire i territori e cercare di andare anche a capire quello che può fare l'intera area sud veneziana, e quindi anche la pesca può essere sicuramente una possibilità di sviluppo per il mio territorio. Ci vorrebbe lo sbocco al mare? Sì, quello non possiamo farlo perché non possiamo andare all'attacco di Rosolina o Albarella o altri territori. Noi siamo contenti dei nostri 140 km quadrati e comunque, battute a parte, veramente possiamo essere attrattivi per diversi investimenti, visto che comunque Chioggia è distante pochi minuti d'auto. La tua presenza qui è un bel segnale comunque di coesione territoriale. Certo, l'intera area sud veneziana comunque ha 3 sindaci del medesimo partito, con i quali stiamo già collaborando anche per le importanti opportunità che ci può dare il PNRR. Abbiamo un'enorme sfida dei patti territoriali che sono in scadenza il 15 febbraio, quindi lavoriamo veramente all'unisono per portare a casa importanti risultati per tutta l'area sud veneziana. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.